con Kurt Masur e il Gewandhaus di Lipsia, con il coro e all'interno del lavoro appunto anche le voci di soprano e tenore. Il cofanetto raccoglie 16 CD, le incisioni di Kurt Masur per la Eurodisc ed esce per la Sony Classic. Prima di andare avanti con il prossimo ascolto, intanto vi ricordo sempre che la parola di oggi è mani e vi ricordo anche l'appuntamento di stasera, Radio 3 Suite in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall. Abbiamo la Dannazione di Faust, la leggenda drammatica in 4 parti, un epilogo su testo e musica di Hector Berlioz, tra l'altro il testo anche di Almir Gandonier, tratto ovviamente da Goethe. L'orchestra rivoluzionaria romantica è diretta da Johnny Lut Gardiner accanto al Monteverdi e al Trinity Boys Choir. Questo stasera alle 20:30, importante appuntamento con Radio 3 Suite per questa importante leggenda drammatica in 4 parti ed epilogo. Ed eccoci invece con il disco che chiude l'appuntamento di oggi con primo movimento, ovvero siamo con un CD dedicato alle villanelle napoletane. Neapolitan Villanellas si chiama, esce per Brilliant Classics grazie a Letizia Calandra. Il titolo è anche Erotica Antiqua, con lei Francesco c'era l'ensemble Arte Musica. Ed ecco la villanella appunto che venne raccontata già nel 1576 dal musicista Thomas Whitehorn, e diceva nel reame nel Regno d'Italia c'è un posto chiamato il Regno di Napoli, e qui la gente della campagna ha un certo tipo di musica che è diverso da tutti gli altri tipi di musica che troviamo in Italia. Ecco che appunto Letizia Calandra ha voluto dare un omaggio a questo genere musicale attraverso un CD che racconta alcuni autori che si sono cimentati proprio in questo campo, come ad esempio Andrea Falconieri, che ascoltiamo subito in un ascolto Vezzosette e care pupillette ardenti. Falconieri appunto fu un artista molto noto a Napoli, ma fu anche a Modena e a Parma. Chi va fatto amore ne verrà
E questa è la musica di Andrea Falconieri, Vezzosette e care pupillette ardenti, una villanella appunto questo genere che poi porterà nel suo sviluppo al madrigale, in questo caso Letizia Calandra, la quale ha debuttato nel 2000 con la serva padrona di Pergolesi e poi si è lanciata in una carriera internazionale, con lei Francesco Cera, ottimo clavicembalista organista che tra l'altro ha fondato proprio l'ensemble Arte e Musica che accompagna la Calandra in questo Erotica Antiqua. Allora ancora un momento da questo CD dedicato appunto alla villanella, Neapolitan Villanellas, che esce per Brilliant Classics, e siamo con uno dei grandissimi nomi della musica fiamminga, ovvero Roland de la Suze o Orlando di Lasso, così come era conosciuto in Italia. Infatti lui nacque a Monaco di Baviera e fu molto anche in Italia, fu a Napoli, fu con i Gonzaga ed è stato un compositore estremamente prolifico sia nel campo della musica sacra che in quella profana, mottetti, madrigali, villanelle appunto napoletane e chanson francesi, ed è visitato giustamente all'interno del CD di Letizia Calandra con alcuni momenti. 4 sono i momenti dedicati a Di Lasso, poi c'è Giovanni Leonardo dell'arpa, alcuni anonimi e poi Filippo Azzaiolo e Andrea Falconieri appena ascoltato. Ma torniamo a Orlando Di Lasso con questa sua Madonna mia cara, che ascoltiamo dalla voce anche in questo caso di Letizia Calandra, con lei Ensemble Arte e Musica Francesco Cera. Letizia Calandra con Francesco Cera, l'ensemble Arte e Musica in questo CD Brilliant Classics, Neapolitan Villanellas, Erotica Antiqua. Il pezzo di Orlando Di Lasso era Matona mia cara, in questo appunto CD che raccoglie alcuni esemplari di artisti più o meno noti e anche di anonimi in questo genere musicale, che chiude anche l'appuntamento con Primo Movimento di oggi. E dunque non mi resta che salutarvi, ringraziando anche Pino Zingarelli in regia, Fabrizio Paccione alla console e Attilio Fortunato che cura Primo Movimento. Lasciare la linea adesso a